La signora ride, le signore che ridono sono le più forti perché nascondono della simpatia dei segreti. Signori, voi da dove venite? Da Piffione. Da Piffione, quando si diceva una volta va a Piffiù, e voi state a Piffione. Ferraio col Martili de Paia. Chiedere a un calabrese il dialetto bresciano è una cosa veramente... Se vuole le chiedo 100 euro, ma meglio il dialetto bresciano. Sicuramente, sicuramente. Dai, e allora? Dai, desmedder daso il fic, guarda che... Mi chiamo Emanuele. Emanuel, benissimo Emanuel, di dove sei? Io sono da un nigeriano. Da Nigeria. Manuel, ma che hai caldo qua a Brescia? È molto caldo, molto caldo. In Nigeria però, insomma. No, e questa caldo è diverso di quella di Nigeria. Nigeria siamo sotto di Quito. Non è, it's a little bit too, è troppo caldo, non c'è aria. Manuel, da quanto stai a Brescia? Un bel po'. Capisci un po' di dialetto? No, perché io non vivo qua, io non abito qua. E dove vivi? Io vivo un po' fuori di Brescia, ogni tanto si passerà. Ma se io ti dico Grani Granel fa il Montesel, tu che mi dici? Alla! Signori, col rosso ci si ferma, io ho visto la rossa e mi sono fermato. Mamma mia Mariangela, la signora o signorina Mariangela? Signora. Signora? Sì. Non la sapevo sta cosa. Davvero? No, sposata. Quanto tempo? Dunque, 14 anni. Io che ancora le sto a fare la corte. Ma Isi, scusa, sono attirato da tante cose di te, ma nello specifico da questo tatuaggio. Che vuol dire? Amore in giapponese. C'è l'amore? C'è l'amore, senza amore non c'è niente. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Oh, ci voleva un momento di pausa qua, eh? Sì, perché c'è bel fresco anche, sono muri vecchi. Mia bornat. Oh, kahak. Ma ho proprio petahu. No, Pedroco, ruata anche. No, ruata se signori. Notare invece una frazione piccinina che lagarà qua 50-60 persone forse. E lui è il signor della Pedroco, né? Allora, me so che ha la tabaccheria che è Ruffia, perché è Ruffia del paese. Domandagala a lui, digala a lui che lui l'ha tutto lui. Ma la Pedroco che fa il che a Bresa? La Pedroco. E mi ha mandato a Brejo perché mi ha detto va a imparare l'italiano, va a parlare l'italiano, ognuno tu. Il signor Franco, autore di poesie dialettali, da quanto tempo? E adesso ho smesso perché ci vedo quasi più, però una trentina d'anni. Quante ne ha scritte? Ne ho scritte 24. Ne conosci una memoria veloce? Dai, una breve. Breve. O qualche strofa di qualcuna? No, guardi, quella più che ha fatto effetto è Poesia della mia città. E che dice? E lei immagini di fare una carrellata nel centro storico. È quello che facciamo noi. Era una sera di luna piena e allora io ho cominciato. La pettina che sono un po' emozionato. La sera, quando luna piena, te sei bella come una rosata di primavera e i tez e le tue case le pardute innarsentate. Tracciare ombre su passato dalla palado e ascoltate sbirsari della fontana che a Belase perché la contes la storia della contrada. Più in là è il mostro su delle coseri, someo più belle di altre sere, e la cur dei puli con che i dugazzi innamoras la parnascina dei teatri. Poi lontà, tra vico indormentati e rose infiorate, in Galilea dorasse ve brillà, somea che il cante del suo campanil, vita e miracoli di San Faustino. Le quasi mezzanotte, godes longa il pass, se voi dumat sentera suonare, i suono a tutte le ore e i pardugnari che una fila strocchi per cantare. Che fare in toc è il campanù della Tor del Pego la più alta, e là sonnalt, la mirabella, la tocca al cielo per cantare una stella che la mia città, anche se eccia, è sempre bella. È un poeta.
Il Mostasù delle Cosere è un famosissimo altorilievo murato in Corso Mameli che rappresenta un faccione con una lunga barba a cui manca il naso. L'origine di questa statua è incerta, anche se ci sono molte leggende a riguardo. La più famosa riguarda un imperatore del Medioevo, Arrigo VII, che nel 1310 scese in Italia durante le lotte tra Guelfi e Ghibellini. Quando a Brescia i Ghibellini, che sostenevano l'imperatore, vennero cacciati dai Guelfi, sostenitori del Papa, Arrigo VII assediò la città e giurò che ne avrebbe distrutto le mura e che avrebbe tagliato il naso a tutti i cittadini. Fu l'intervento del legato pontificio Luca Fieschi, nonché il pagamento di un pesante tributo, ad addolcire l'ira di Arrigo VII, che si accontentò di mozzare il naso a tutte le statue, tra cui quella del Mostasù. Lucy De Serle in trasferta a Brescia. Sì, ma residente a Lonato da 35 anni. È una VIP, Serle, Lonato, Brescia. Di tutto. Che novità ci sono? Teletutto cosa vuole? Allora, la novità è questa. Sì. Quando Sagafam le butet. Che significa, Lucy? Qua anche se fan tutte bu che roba. Il sacrestano storico del Duomo Vecchio e Nuovo, vero? Sì. Massimo, di una popolarità, di una simpatia. È il Gano Reccia de Soi. Capita di sentire in Duomo qualcuno che è il Gano Reccia de Soi? Raramente perché non sanno più cosa vuol dire. Ma io so cos'è. Lo vedi? Perché? Che vuol dire? Che è? È un mastello, quello enorme, dove lavavano i panni i nostri nonni. Magari ti facevano pure il bagnetto quando eri piccolino. Anche sì. A Amalfi sempre bene. Ma sì. A Amalfi c'è un detto che dice... non c'è bisogno di andare in paradiso, stiamo già in paradiso. Good morning. Ja, good morning. Tedesco, Deutschland? Nee, Hollanda. Olanda, dall'Olanda. Da quanto qua a Brescia? Per tanto tempo? I don't speak Italian, so you have to speak English if you want to ask me something. But I got a question for you. I'm looking for the tourist information. No, looking tourist information, a me. Che vuole sapere? Dica, talk me. How many days here in Brescia? Just one day. Un solo giorno a Brescia sta il nostro amico olandese. What do you see? Nothing, because I'm looking for the tourist information desk. Tourist information desk, di là, on the right. Here. Right. A destra. Destra. Sì, grazie. Ce l'abbiamo fatta. E là, allora come va? Tutto bene, grazie. Giovanotto, sposato, non sposato? Sposato, felicemente sposato. Ah, faccia felice. Voi signori bresciani? Beh, sai, il fatto che qualcuno conosca Cour dei Pulì diventa difficile trovarlo. Cioè noi dovreste chiedere veramente, siete andorresto a Cour dei Pulì? Domande che un po' in giro, che non lo sanno. Lo chiederemo perché noi Cour dei Pulì andremo a visitarla, la racconteremo. La Cour dei Pulì, la corte dei pollini, non dei pulì, dei tacchini. I pulì erano i vecchi nobili pollini. Ne parleremo. La Cour dei Pulì è una meravigliosa corte rinascimentale, il cui nome deriva da quello di una famiglia, i Polini, che abitavano qui nel Cinquecento. I Polini erano conciatori e gestivano una bottega di cuoio e cordame che si affacciava su Contrada delle Mercanzie, oggi appunto Corso Mameli. Nel giro di un secolo si arricchirono così tanto che furono in grado di comprare un po' alla volta tutti i palazzi a torre che si affacciavano sulla corte. Un tempo quelle case erano appartenute alla famiglia Maggi, una delle più potenti della città durante il Basso Medioevo. Mi sbaglierò, ma sto signore nelle precedenti puntate io già l'ho visto. Edoardo Vianello con le pinne. Fucile ed occhiali. Quando il mare è una tavola blu. E come ci siamo visti e abbiamo chiacchierato e ci siamo molto divertiti. E a Reggio Calabria. Dimmi, a Reggio Calabria, tu hai fatto un'osservazione a un signore, le hai detto un indovinello. Fiche pa, che bel mangià a Brescia. E a Reggio? A Reggio Calabria si dice in un altro modo. Come? Pane e è un bel mangiare. Allora il signore comincia a aver freschetto perché ha messo la giacca, che si deve controllare bene. L'ispettore Gadget, mi dicono gli amici, ma va bene con lo stesso. È distinto ed è simpatico. Le come sercaga la pistola ai fra. Questo è facile? Questo è abbastanza facile. Come andare in chiesa e vedere se davvero questi tutori della moralità e diciamo dell'educazione sono o non sono un po' furbacchioni.
38,5. 38,5. El Carmen, cioè il Carmine, è da sempre stato il quartiere popolare di Brescia, abitato da mercanti e popolani di ceto medio-basso. La chiesa è una delle più grandi della città, edificata in mattoni e muratura, cioè materiali poveri, dai frati carmelitani durante il 400 in stile gotico. Bellissimi sono i pinnacoli in cotto sulla cima della facciata, tipici del gotico padano. Furono realizzati nelle fornaci oltre il Po, di cui erano proprietari i conti Martinengo, una delle famiglie nobili bresciane più famose. Il portale invece è del periodo tardo gotico ed è di tipo Gemini, cioè con 2 porte divise da una colonna centrale, tipico delle cattedrali gotiche del nord Europa. I leoni stilofori, in pietra rossa alla base delle colonne tortili, cioè a treccia, sono consumati dal tempo e dalle piogge. Un tempo erano parte del portale di una chiesa che è stata demolita e sono stati riutilizzati per decorare questa chiesa. La coppia di centro anch'io, ma coppia televisiva o anche nella vita? No. Noi, televisiva, siamo cugini. Ah, così che ne so io. Abbiamo avvicinato una suora. Lei conosce il dialetto bresciano, suora? Lo conoscevo quando ero piccolina nel mio paese, non l'ho parlato per tanti anni, perciò adesso me lo sono dimenticata. È stata in missione? Sono stata negli Stati Uniti. Bene, che Dio la benedica. Senta, ma visto che lei un po' se lo ricorda magari, che significa lei come cercava la pistola ai fra? È come cercare la pistola ai frati, fin lì ci arrivo. Beh, ma allora pure negli Stati Uniti si parla in dialetto? No, solo in inglese, solo americano. Ci fa un saluto americano, per favore? Hello, how are you? Did you have a nice day? I'm fine, thank you. Wonderful. Bye. Bye bye. Centro anch'io.